Nessun cambio di colore questa settimana per il Friuli Venezia Giulia, questo è quanto assicurato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, mentre le regioni chiedono chiusure specifiche per i Novax. Va dalla postale per un interrogatorio e consegna il telefono pieno di file pedopornografici nell'archivio di casa, costruito in 18 anni, più di 12.000 file con video anche di tortura e sevizi, in manette un 50enne di Udine. Ruba l'incasso dal negozio in cui lavorava durante la pausa pranzo, ma viene incastrata dalle telecamere. Ex dipendente di un ortofrutta condannata a 2 anni, aveva preso 1.600 euro dalla cassa. Sarà l'imprevisto il tema dell'edizione 2022 di Mittelfest, in programma dal 22 al 31 luglio a Cividale, confermato l'appuntamento di maggio con Mittel Young e le giovani compagnie da tutta Europa. L'ex preparatore atletico di Udinese, Inter e Parma, Claudio Bordon, si accasa al Tavagnacco femminile, un'occasione unica, ha detto, arrivo in punta di piedi, le donne ci insegnano molto. L'intervista esclusiva in Sport FVG. Buonasera e ben trovati all'edizione del nostro telegiornale. Il Covid in primo piano, nessun cambio di colore questa settimana. Questo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa, nonostante i contagi in crescita in Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, in cui ormai i valori sono tutti sopra la soglia di allerta. Nella nostra regione in realtà per la soglia del 15% mancano ancora 3 posti letto, mentre incidenza e terapie intensive sono ampiamente oltre il primo gradino. La situazione è sotto controllo, ha detto il sottosegretario. Ci sono alcune regioni che vanno attenzionate, ma non ci dovrebbero essere cambiamenti. Non facciamo però previsioni a lungo termine, dobbiamo valutare di settimana in settimana. E intanto questo pomeriggio le regioni hanno ribadito la necessità di un incontro urgente con il governo per discutere le strategie della lotta alla pandemia. La volontà ribadita dal presidente Massimiliano Fedriga è di non penalizzare le attività commerciali e di dare un segnale di differenza tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Chiediamo al governo di prendere in considerazione un confronto su parametri e certificazioni in atto. Questa la richiesta formale che arriva dalla conferenza delle regioni, guidata da Massimiliano Fedriga, al premier Mario Draghi, che ha programmato un incontro a breve. Un modo edulcorato per chiedere all'esecutivo di andare a modificare l'attuale norma basata su limitazioni che aumentano con il passaggio ai diversi colori, dal bianco al rosso, aggiungendo anche una differenza tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Il messaggio vuole essere duplice: convincere chi ha ancora delle perplessità nella profilassi, nonostante i dati lampanti dell'efficienza della stessa, e dare un segnale alle categorie economiche che la situazione non è neanche lontanamente paragonabile a quella dello scorso anno. In pratica, chi ha fatto il vaccino, attenzione, non si parla più di Green Pass che si può ottenere anche con un tampone, avrà delle libertà maggiori anche nelle zone rosse. Una scelta chiara da parte dei governatori che hanno scelto in maniera compatta, compreso Luca Zaia, il quale proprio oggi aveva manifestato perplessità sul lockdown, sul modello austriaco, dunque con la chiusura in casa di chi non era vaccinato, discorso molto diverso rispetto alla proposta delle regioni. Sul fronte del governo invece dovrebbero arrivare 2 norme a breve. La durata del Green Pass verrà ridotta a 9 mesi dai 12 attuali e poi verrà resa obbligatoria la terza dose del vaccino anche per i sanitari. Sono in aumento i pazienti nelle terapie intensive Covid, ma i dati del bollettino di oggi parlano ancora di zona bianca per il Friuli Venezia Giulia, 6 i decessi e 615 i nuovi contagi. Numeri ancora da zona bianca, ma per poco in Friuli Venezia Giulia. Lo rivelano i dati del bollettino di oggi relativi all'andamento della pandemia da Covid-19 nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, mentre i pazienti in altri reparti sono saliti a 189. 2 soli i casi che ci dividono dalla zona gialla, 6 i decessi con Covid, una 89enne, un 71enne e un 86enne, tutti di Trieste, una 87enne di Pordenone, un 80enne di Fiume Veneto e una 72enne di Povoletto. 615 i nuovi contagi da 7.150 tamponi molecolari.
7,86%, e da quasi 21.750 test rapidi, 0,24%. 9 i contagi tra i dipendenti delle aziende sanitarie, 9 i casi tra operatori di case di riposo tra Trieste e Gorizia e 3 infine tra gli ospiti tra Grado e Gradisca di Sonzo. Le persone in isolamento sono 5.140. Anche la Fondazione Gimbe certifica l'innalzamento della curva pandemica in regione. Trieste trascina verso la zona gialla del Friuli Venezia Giulia, dove i contagi aumentano di oltre il 30% in una settimana rispetto alla media italiana, pochi i vaccinati con terza dose. Trieste traina ancora la curva dei contagi in Friuli Venezia Giulia, con 638 casi ogni 100.000 abitanti. La provincia giuliana è ancora in testa alla positività registrate in Italia. Non vanno meglio gli altri territori in regione, con Gorizia 369 casi, Udine 147 e Pordenone 140. Complessivamente nella media sono 409 i contagi positivi per 100.000 abitanti, quando il parametro per non andare in zona gialla è di 250. A dirlo è la Fondazione Gimbe Italia, che nel suo report settimanale dal 10 al 16 novembre evidenzia un aumento dei nuovi casi pari al 36,1%, quando nel resto d'Italia è al 32,3%. La curva pandemica insomma non si arresta, così anche rimane sopra la soglia di saturazione l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, 14,3%, mentre sotto soglia, ma di poco, quella dei posti letto in area medica, 13,2%. Il Friuli Venezia Giulia sconta in sostanza una percentuale di vaccinati inferiore rispetto al resto d'Italia, pari a 75,2%, quando la media della nazione è del 76,8%, a cui si deve aggiungere un ulteriore 2,5% solo con la prima dose. Peggio ancora i dati che riguardano il tasso di copertura vaccinale con dose booster, che è del 39,2%, quando la media in Italia è del 53,3%. Terza dose che risulta fondamentale per coprire chi si è avvicinato almeno da 6 mesi, visto che è ormai comprovato che l'immunità cala dopo il periodo preso in esame. Sui confini il Paese doveva fare di più. Quando siamo noi considerati gli untori, gli altri sbarrano i valichi, anche con le pietre. In questo caso nulla invece è stato limitato. Parole del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che aggiunge: è ingiusto che i vaccinati paghino con limitazioni la loro scelta altruista. Io mi auguro che anche questo conto che noi paghiamo molto insieme alla provincia autonoma di Bolzano, che è quella della mobilità transfrontaliera, perché è chiaro che una componente importante riguarda la mobilità delle persone che arrivano da altri paesi dove l'infezione è molto più elevata, e su questo il sistema paese secondo me doveva fare delle cose in più. Non è possibile che noi subiamo, quando pensano che noi siamo quelli che vanno a infettare, ci chiudono i confini, ci mettono i cannoni e le barriere sui confini, e quando succede ad altri qui si può fare quello che si vuole. Questo non va bene, come credo sia profondamente giusto non far pagare alle persone che hanno scelto di vaccinarsi delle limitazioni che invece quelli che hanno scelto di non vaccinarsi invece dovrebbero essere soggetti in questo particolare momento. Noi siamo un'area a ridosso di questi due confini, dove vediamo che il contagio nelle settimane passate era 2 o 3 volte il nostro, quindi questo è sicuramente uno degli effetti. Alle parole del vicepresidente Riccardi fanno eco quelle dei deputati del Partito Democratico, che hanno chiesto al premier Draghi, al ministro della Salute Speranza, maggiori controlli alle frontiere e il rafforzamento delle verifiche sul possesso del Green Pass. Si tratta di un atto per la tutela della salute pubblica, ha commentato la presidente del gruppo Dem alla Camera, Deborah Serracchiani, nei territori confinanti già a forte rischio come Friuli, Venezia Giulia e Alto Adige. E credo che il virus sia entrato per contiguità geografica con una zona come la Slovenia, che è in condizioni molto drammatiche. Un tampone su 2 in Slovenia è positivo, le terapie intensive sono strapiene, non ci sono posti letto. È una situazione veramente tragica, lo ha detto il segretario ANAO Assomed, dell'Associazione dei Medici e dei Dirigenti Sanitari del Friuli Venezia Giulia, Valtiero Fregonese. Purtroppo non ci sono controlli al confine, ha aggiunto Fregonese. Qualcuno ha sollevato questo problema. Ricordiamo che l'anno scorso la Slovenia aveva posto delle barriere fisiche che impedivano il passaggio a cittadini italiani in Slovenia e viceversa. In questa situazione, in cui forse un filtro, un controllo maggiore sarebbe alle frontiere stato auspicabile, e qualcuno anche in regione lo ha chiesto pubblicamente. In realtà, conclude, non esiste nessun tipo di barriera, nessun tipo di filtro, e il passaggio è assolutamente libero finora.
E arriva anche in Friuli l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova sui sodalizi Novax, No Green Pass attivi sui canali Telegram. In provincia di Udine la polizia ha perquisito oggi una donna di 56 anni, una delle 29 persone sottoposte a controllo per ordine della DDA genovese, che nell'inchiesta ha ipotizzato reati che vanno dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta all'istigazione, all'interruzione di pubblico servizio e all'associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. Secondo le ipotesi investigative, le persone perquisite avevano creato un sistema formato da cerchi concentrici con crescenti livelli di sicurezza e divisioni di ruoli, finalizzato a far sfociare il dissenso verso l'attuale piano di contenimento della pandemia in forme variabili di azioni delittuose. E a Udine arriva lo stop alle manifestazioni nel centro storico. Il prefetto Marchesiello ha accolto le richieste del sindaco Fontanini, che chiede ai cittadini responsabilità in questo momento difficile. Stop alle manifestazioni nelle zone sensibili di Udine. Il cuore della città e la zona di Borgo Stazione diventano dunque off limits per i cortei e per le proteste statiche. Le manifestazioni periodiche, indette ad esempio dai No Pass o dai Novax, saranno ora dirottate in piazza Venerio, in piazza 20 settembre e, quando terminerà la fiera di Santa Caterina, in piazza Primo Maggio. A stabilirlo è stato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che ha così accolto la richiesta del sindaco Pietro Fontanini, che a sua volta si era fatto portavoce delle lamentele dei commercianti. Come sottolineato dal prefetto Massimo Marchesiello, citando il Viminale, resta garantito il diritto costituzionale a esprimere il dissenso. Oltre allo spostamento, ai manifestanti sarà inoltre imposto l'obbligo del distanziamento e della mascherina. La situazione dei contagi impone a tutti noi di essere più responsabili, ha commentato il sindaco Fontanini, soddisfatto per la decisione assunta dalla prefettura di Udine. La situazione, ha poi concluso, ci impone anche di restare uniti per superare questo momento e salvare l'economia. Favorevoli o contrari al lockdown solo per chi non è vaccinato contro il Covid? Lo abbiamo chiesto ai cittadini di Udine. Sentiamo che cosa ne pensa. Signora, lei è a favore per il lockdown per i non vaccinati? Sì, senz'altro. Non è giusto che per pochi che non vogliono vaccinarsi andiamo tutti di mezzo. Sì, perché le responsabilità le abbiamo tutte noi vaccinati. Si deve fare il vaccino. Tutti gli scienziati hanno lavorato per questo. Il lockdown per le persone solo per le persone che non sono vaccinate? Sì, io penso di sì. Io non me ne vogliano, ma insomma è giusto che insomma è giusto così, perché io l'ho fatto e farò anche il terzo, ho un po' di paura, però insomma bisogna anche cercare di aiutare la sanità, perché se no non usciamo fuori, io penso, no? La vaccinazione è quello che ti salva la vita. Hai capito? Perché io devo mettermi con uno che non è vaccinato, che mi ammala pure a me? Bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinarsi. Teatri in crisi in caso di zona gialla. Sentiamo la denuncia dell'ERT che dice: abbiamo sospeso le prevendite, siamo molto arrabbiati. Siamo sicuramente il settore più colpito ancora una volta e quindi siamo molto arrabbiati. Oltretutto in questo momento è colpito il Friuli perché siamo quelli che rischiamo di andare per primi. Vuol dire che si torna alle capienze al 50%. Questo vuol dire per noi un danno di varie decine di migliaia di euro, perché proprio a dicembre avevamo spettacoli come Cristicchi e Incontrade eccetera che avrebbero fatto il tutto esaurito. Noi già da oggi abbiamo bloccato le vendite, abbiamo già fatto delle campagne abbonamenti che alcune superano il 50%, dovremmo vederci come comportarci in questi casi. Siamo molto arrabbiati perché è proprio l'unico settore, cinema, teatri, eccetera, che sono i settori più sicuri, perché facciamo veramente il controllo dei Green Pass a tutti tengono la mascherina tutto il giorno, e qui adesso saremo anche molto polemici perché i ristoranti non lo fanno, se lo fa 1 su 10 anche in Friuli, e quindi ecco, noi siamo tutti d'accordo anche sulla proposta delle regioni di fare un lockdown mirato per i non vaccinati, che è una cosa molto buona, questo permetterebbe ai vaccinati di continuare ad andare a teatro, ed è una posizione unanime degli operatori teatrali, però anche questa funziona se ci sono i controlli. Passiamo alla cronaca. Aveva nel telefonino un archivio con 12.000 file pedopornografici. Un uomo di 50 anni di Udine è stato arrestato in circostanze
quantomeno singolari. È successo tutto durante una testimonianza come persona informata sui fatti. Un uomo di 50 anni di Udine, incensurato, ha mostrato il proprio telefonino agli agenti della polizia postale che lo stavano interrogando, lasciando però intravedere alcuni file pedopornografici che non era riuscito a nascondere. È immediatamente scattata la perquisizione in flagranza di reato, che ha portato poi all'arresto per detenzione di materiale realizzato mediante sfruttamento sessuale di minori. L'uomo infatti è stato trovato in possesso di CD e numerosi dispositivi informatici che contenevano qualcosa come oltre 12.000 file pedopornografici minuziosamente raccolti nell'arco di almeno 18 anni. Nelle immagini minori, molti in tenera età, coinvolti in atti sessuali con adulti e animali o sottoposti a torture e sevizie. La Procura di Udine ha convalidato l'arresto e trasmesso gli atti alla Procura distrettuale di Trieste. Ruba l'incasso dell'ortofrutta ma viene tradita dalle telecamere. Un'ex dipendente è stata condannata a 2 anni di reclusione dal Tribunale di Udine. Vediamo perché. Approfitta della pausa pranzo e nel giro di 2 minuti ruba l'incasso del negozio nel quale aveva lavorato. Per questo il giudice Paolo Lauteri del Tribunale di Udine ha condannato con il rito abbreviato una donna di 42 anni residente a Spilimbergo a 2 anni di reclusione, pena sospesa. Il vice procuratore onorario Paola Peressini aveva chiesto 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il furto è avvenuto a metà gennaio 2020 in un ortofrutta di San Daniele. La donna, che si era tenuta una copia delle chiavi del negozio nel quale era stata impiegata per alcuni mesi nei 2 anni precedenti, è entrata nella rivendita approfittando della chiusura. Sapendo che l'incasso della mattinata era usualmente nascosto sotto un pallet, si è impossessata di 1.600 euro in contanti, per poi dileguarsi a raggiungere il nuovo posto di lavoro, un ortofrutta in provincia di Venezia. Peccato però che le telecamere avessero ripreso l'ingresso nel negozio. Il difensore, l'avvocato Massimo Borgobello, ha pronunciato appello ritenendo che la sentenza non abbia valorizzato errori di fatto e di diritto contenuti nella tesi accusatoria. Un cittadino albanese è stato condannato a 10 anni di reclusione dal Tribunale di Udine nel 2018. Aveva violentato una minorenne nella montagna friulana. L'esame del DNA lo inchioda, condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale. È la pena che il Tribunale di Udine, accogliendo le richieste del PM Letizia Puppa, ha inflitto a Gazmir Squalshi, cittadino albanese di 36 anni, riconosciuto colpevole di aver abusato di una ragazza di 17 anni all'epoca dei fatti. Tutto è accaduto nella montagna friulana nel giugno del 2018, quando l'uomo incontrò la ragazza in prossimità del capannone nel quale lei lavorava. Dopo averla convinta a fare una passeggiata nel vicino frutteto, l'uomo tentò prima di baciarla e, una volta tornati al capannone, le usò violenza per poi defilarsi. A incastrarlo è stato il DNA ritrovato dagli inquirenti sui vestiti della vittima, che le analisi hanno dimostrato essere compatibili con il suo. Il 36enne, già residente a Mira in provincia di Venezia e poi espulso dal territorio nazionale come alternativa al carcere per un'altra condanna, dovrà risarcire la ragazza con 11.000 euro. È l'imprenditore Gianluca Frappa, di 53 anni, originario di Camino e residente a Udine, l'uomo morto nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Codroipo tra San Martino e San Pietro. Frappa, che era stato consigliere comunale a Camino, era alla guida della sua Renault Scenic che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un trattore, finito poi in un fossato. Anche l'auto è andata fuori strada e si è fermata in un campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Codroipo e i carabinieri della compagnia di Udine. E dopo l'incendio alla ex Bertolini di Mossa, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna chiede l'intervento dello Stato per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti stoccati, spesso abusivamente, in siti privati. In città preoccupa in particolare la situazione del capannone di via Aquileia, dove sono presenti anche rifiuti plastici. Il sindaco aveva emesso un'ordinanza intimando ai proprietari di bonificare il sito, ma il provvedimento è stato bocciato dal TAR. Senza un intervento legislativo statale, ogni eventuale intervento andrebbe facilmente incontro a ricorsi. Serve quanto prima una soluzione per prevenire situazioni ad alto rischio, conclude Ziberna. E sciopero questa mattina la Lima Corporate di San Daniele del Friuli per la mancanza erogazione del premio di produzione. Hanno aderito 35 dipendenti. Continua intanto lo stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali alla Dynamics Technologies di Atimis, dove è stato annunciato un esubero di 60 dipendenti. Domani le maestranze incroceranno le braccia per chiedere il mantenimento del loro posto di lavoro.
Voltiamo pagina. 117 milioni di euro di risorse aggiuntive sono stati stanziati oggi dalla Giunta Fedriga nell'assestamento di bilancio. I capitoli più corposi riguardano i contributi del settore casa e il sostegno all'economia. Ulteriori risorse economiche per la nostra regione arrivano dalla Giunta Fedriga, che ha approvato l'assestamento autunnale di bilancio. 117 milioni, di cui 66,6 sono risorse aggiuntive frutto dell'accordo finanziario tra Stato e Regione. Vogliamo dare risposte efficaci per la salute con una dotazione finanziaria di 24 milioni, per il comparto agricolo con altrettanti risorse, per il sistema della casa con 50 milioni di euro destinati proprio al bonus prima casa. E poi ancora risorse importanti per le nostre attività economiche che vengono sostenute per le imprese e anche per l'industria, per il fondo di rotazione in economia ed anche per la nostra sicurezza dei ragazzi, con i contributi che diamo al CONI per 2 milioni di euro per la sanificazione delle palestre e degli altri edifici dove si aggregano per fare attività sportive, e poi anche per scorrere una graduatoria che è quella che la collega Gibelli ha voluto per garantire alle nostre associazioni di poter fare impresa, andando ad assumere delle persone su progettualità specifiche con target di investimento importanti fino a 100.000 euro. E di legge di stabilità e finanziaria parleremo questa sera a partire dalle 21 nel corso di Economai FVG, dove sarà ospite proprio l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Intanto la Ideal Service di Pasian di Prato domani aprirà le candidature per il Recruiting Day alla ricerca di 30 figure professionali. Un evento creato in collaborazione con i centri per l'impiego regionali che è stato presentato dall'assessore Alessia Rosolin. Sentiamo le sue parole. Il Recruiting Day per quanto riguarda il Ideal Service per 30 figure professionali. Nelle prossime settimane ci saranno anche quelle per Monte Carlo Yachting e per altre 16 aziende del territorio regionale sulla sostenibilità ambientale. I centri per l'impiego si stanno aprendo in maniera importante e i numeri di quest'anno lo dimostrano alle aziende del territorio e stanno diventando soggetto fondamentale nella ricerca del personale. È stata varata oggi nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone MSC Seascape, destinata a diventare l'ammiraglia del gruppo. La nave, in costruzione a Monfalcone, sarà consegnata nel novembre 2022 e sarà la seconda della classe Seaside Evo a entrare nella flotta MSC Crociere. La nave avrà una stazza di 169.400 tonnellate e potrà accogliere fino a 5.877 ospiti con 13.000 metri quadrati di spazio esterno. Una sempre maggiore attenzione alla fascia più anziana della popolazione, che sarà sempre più rilevante nel futuro, e questo quello che chiede la CISL regionale, che invita a puntare sull'innovazione. Il primo passo è uno studio sull'attuale popolazione del Friuli Venezia Giulia. Bordin, questo studio della CISL che è stato presentato oggi parte da un dato importante, che una persona su 4 in Friuli Venezia Giulia ha più di 65 anni ed è una percentuale che aumenterà nel corso dei prossimi anni. Si arriverà ad avere un 20% in più di persone che avranno anche problemi di salute importanti, perché con l'aumentare dell'età, lo sappiamo bene, aumentano anche le malattie e l'utilizzo anche del sistema sociosanitario, quindi da questo punto di vista ci sono 3 problemi che sorgono: come diamo risposte, cioè come l'offerta riesce a dare risposte a queste persone, a questi utenti, e dall'altra parte come riteniamo sostenibile il sistema. Ecco, credo che questo sia mantenendo poi la qualità della risposta che dobbiamo dare. Ecco. E le risposte passano dall'innovazione? Per noi sì, cioè il sistema così com'è, l'abbiamo visto, ci sono delle risposte ma sono molto frammentarie, sono molto sbagliate. C'è poca innovazione e quindi crediamo che ci sia da mettere in campo da subito questi temi, e difatti i prossimi step della ricerca fatta dalla CISL insieme all'Università di Udine passa proprio per questi 3 temi, che sono l'innovazione in senso organizzativo, l'innovazione in senso legislativo e l'innovazione rispetto alle risorse, le strutture di risorse da reperire per dare risposte importanti. Sarà visitabile fino a lunedì la 32esima edizione di Idea Natale all'Ente Fiera di Martignaco con più di 100 stand. Oggi l'inaugurazione assieme all'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini e alle campionesse friulane paralimpiche Katia Aere e Giada Rossi.
Ha preso il via oggi la 32esima edizione di Idea Natale, visitabile fino a lunedì 22 novembre, per anticipare l'acquisto dei regali, anche quelli solidali. Con oltre 100 espositori, un palinsesto di 50 eventi gratuiti per adulti e bambini. Ci sono alcuni temi trasversali, per cui certamente qui ritroviamo l'addobbo, ritroviamo il regalo, ritroviamo il libro, ma ritroviamo anche il territorio e ritroviamo soprattutto anche i regali solidali. Il tema della sostenibilità arriva perché ci sono le auto elettriche e c'è ad esempio Sappada che presenta il progetto Plastic Free. Quindi le contaminazioni sono molte, anche in cucina. Avremo i laboratori e gli show cooking e quindi ci sarà la possibilità di vedere ma anche di sperimentare. In locali rinnovati, più accoglienti e credo che questo sia un bellissimo biglietto da visita anche per quel rilancio che questi luoghi meritano perché sono al cuore della nostra regione. Davvero apprezzando l'eleganza di questa esposizione e soprattutto l'area di Natale, di sti tempi credetemi sentire insomma la vicinanza al Santo Natale penso faccia bene un po' a tutti. Mi permetto e colgo l'occasione della televisione per fare un appello a chi ancora non si è vaccinato: fatevi un regalo per Natale e fateci un regalo per Natale, vaccinatevi. Arriva da Tarvisio il grande albero di Natale posizionato nel primo pomeriggio ai piedi di Palazzo d'Aronco a Udine. Si tratta di un abete rosso della Val Canale. L'albero di Via Leonello sarà addobbato nei prossimi giorni e, come da tradizione, sarà affiancato da un secondo grande pino natalizio donato dal comune di Pontebba, che sarà collocato lunedì prossimo al centro di Piazza Duomo. L'ascensione di entrambi gli abeti, fissata per venerdì 26 novembre, darà il via alle giornate di shopping natalizio nel cuore di Udine. Questa sera stessa saranno inoltre accesi le luci natalizie che decorano il centro storico e saranno svelate le proiezioni di videomapping che coloreranno le rinnovate facciate del castello di Udine. E sono state svelate le date e il tema dell'edizione 2022 di Metal-Fest. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sede della Regione a Udine. È Imprevisti il tema dell'edizione 2022 di Metal-Fest. Oggi lanciamo il tema per il 2022 che sarà Imprevisti. La cosa che a me sembrava interessante era provare a prendere gli imprevisti non soltanto per ciò che ad un certo punto accade, ci si manifesta di fronte, ma provare a prenderli per riflettere su quello che ci succede intorno, magari sotto al naso, ma che semplicemente non conosciamo perché non tutto ci è dato sapere. Ad un certo punto questo ci si rivela e lì la partita diventa interessante perché dobbiamo reagire o rapportarci con gli imprevisti, nel bene e nel male, perché per l'appunto alcuni possono essere più che positivi. Noi faremo il Metal-Fest, come abbiamo già preannunciato, dal 12 al 15 di maggio avremo il Metal-Young, dal 22 luglio al 31 luglio ci sarà il Metal-Fest, quindi torniamo durante l'estate, diciamo in scena, è un programma interessante, quest'anno avremo paese partner e sarà l'Austria. Il Metal-Young ha sviluppato tutta una serie di relazioni, proprio oltre alla Slovenia che era il partner di quest'anno, abbiamo l'Austria appunto come partner del 22, quindi in un progetto che vede allargare tutto questo bacino dell'Alpe Adria in modo virtuoso. Metal-Fest Young, il pre-festival dal 12 al 15 maggio, porterà sul palco il meglio della nuova gioventù artistica europea e si sposterà per la giornata finale da Cividale al Teatro Verdi di Gorizia, in vista di Gorizia 2025 per la capitale europea della cultura. Lignano Sabbiadoro si conferma essere sempre più l'ombelico di Jovanotti. La prossima estate, infatti, il cantante Lorenzo Cherubini tornerà a esibirsi nella località balneare friulana con la nuova edizione del Giova Beach Party, fortunata formula di show, live e DJ set già sperimentata in Friuli nel 2019 con un doppio appuntamento. Domani sarà ufficialmente presentato l'evento che farà parte della nuova edizione del Tour 2022 che attraverserà la penisola italiana. Claudio Bordon, storico preparatore atletico dell'Udinese e di altre squadre come Inter e Parma, è approdato al Tavagnacco. È la prima esperienza per lui nel calcio femminile. In Sport FVG, subito dopo il nostro telegiornale, sentiremo nell'intervista esclusiva le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta. Poi si parlerà anche di UEB Gesteco, Cividale, pallavolo femminile. Era questa l'ultima notizia dell'edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata con Telefriuli.